Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con 30 minuti SPI CGIL per parlare dell'argomento del giorno, l'argomento della settimana. Lo faremo qui in studio con un doppio ospite. Presento innanzitutto, ormai la conoscete bene, Daniela Bais, segretaria regionale, segretaria di SPI CGIL FVG. Ben trovata. Ben trovati. E con noi abbiamo anche Giuseppe Napoli, che è presidente invece di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Ben trovato. Piacere essere qui, grazie. Quindi insomma ci addentreremo su queste tematiche, lo faremo con il supporto delle slide in ottica di una presentazione dell'argomento, perché è quello di cui parleremo oggi. Parto proprio da Giuseppe Napoli per spiegare anche un po' l'argomento della Federsanità con il suo discorso. Grazie, intanto grazie dell'ospitalità che ci date, che ci consentite di poter presentare non solo Federsanità ANCI FVG, che nasce nel 96 a Udine, quindi ha già quest'anno compie 30 anni. Siamo nati come espressione dei comuni dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, e sostanzialmente siamo partiti perché l'obiettivo era quello di far dialogare i comuni con le aziende sanitarie. Quella volta non si chiamavano così, si chiamavano ULS, USL, avevano nomi più variegati, hanno cambiato nome almeno una decina di volte. Quello che noi ci preme sottolineare è che, essendo partiti in punta di piedi, siamo riusciti a creare una rete, poi vedremo anche nel dettaglio la forza di questa rete, ma quello che ci piace sottolineare è che nel 2007 abbiamo avuto il coraggio, primi in Italia, di modificare il nostro statuto e di ampliare la rete, quindi non solo i comuni e il sistema sanitario puro, ma gli altri soggetti erogatori di servizi sociosanitari sul territorio. E lì per noi è stato, come dire, aprire le porte a un mondo importantissimo, che è il mondo del sociale e anche del sociosanitario. Quindi abbiamo cominciato a accogliere nella nostra associazione le ASP, le aziende per i servizi pubblici alla persona, che sono quelli nate dopo le IPAB, che sarebbero gli istituti di beneficenza e assistenza, gli istituti per i poveri che c'erano alla fine del 1800 inizio 900, e abbiamo poi anche accolto le case di riposo comunali, che, come dice la stessa parola, sono di emanazione comunale. Certo. Ma abbiamo anche accolto nella nostra base associativa gli IRCS, che sono gli istituti di ricerca, cura a carattere scientifico, quindi in questo caso abbiamo all'inizio accolto sia il Burro che il CRO, poi abbiamo aperto alla nostra famiglia come struttura degli IRCS, e unica in Italia abbiamo accolto anche Federfarma, cioè tra i soggetti che fanno parte di Federsanità c'è la rete delle farmacie, che è una cosa importante perché ormai le farmacie sono diventati i presidi territoriali più capillari di tutto il sistema della salute. Sostanzialmente quindi possiamo dire di avere al momento 33 associati, ma la quota associativa varia di anno in anno perché qualcuno esce, qualcuno entra, è un po' fisiologico. Per noi non abbiamo mai dato molto peso a quanti siamo, abbiamo più dato peso a cosa facciamo, che è la cosa che ci interessa di più. E questa rete è diventata anche un punto di riferimento a livello nazionale, perché siamo l'unica Federsanità italiana che ha ampliato la rete associativa con i soggetti che vi ho citato prima. Ma parliamo però tutto questo in un contesto di una regione che, lo sapete bene, chi ci ascolta lo sa bene, è una regione relativamente piccola, neanche 1.200.000 abitanti, abbiamo il 10% della popolazione residente che sono stranieri, abbiamo in questo momento un indice di vecchiaia che tra residenti di età di 64, con più di 64 anni e residenti in età da 0 a 14 anni, un valore minimo di 138 comuni, e il valore massimo, il valore massimo di residenti sono i comuni piccoli come Pravisdomini, di provincia di Pordenone. Il valore massimo, quindi con meno popolazione, sono Drenchia e la stessa provincia di Udine. Ma al di là di questi dati, che sono dati statistici, a me preme sottolineare invece il lavoro che è stato fatto in questi anni per rafforzare quella che per noi è la cosa principale, ed è la rete. Ricordo semplicemente le reti a cui abbiamo partecipato. La rete regionale Città Sane,
è una rete che conta la presenza di città importanti, a cominciare dalla città di Udine, la rete con il centro regionale trapianti per promuovere la cultura della donazione degli organi, e quindi una cosa importantissima perché sensibilizza i cittadini alla donazione. Il progetto adesso salute e sicurezza con i dipartimenti di prevenzione, e quello che per noi è il fiore all'occhiello è il progetto FVG in movimento, 10.000 passi di salute, di cui parlerò in maniera un pochino più diffusa successivamente. Quali sono le azioni che abbiamo sviluppato? Abbiamo sviluppato soprattutto quello di mettere vicino i dirigenti delle strutture delle case di riposo che hanno creato un coordinamento, quindi una struttura che si aiutano tra di loro, si confrontano tra di loro e consentono ai consigli di amministrazione e ai responsabili comunali della salute di poter assumere decisioni, il più delle volte anche conoscendo cosa fanno anche i territori vicini. È un'attività di coordinamento che non è così scontata come sembrava. Cioè, è stata una cosa difficile da realizzare, ci abbiamo messo quasi 15 anni per realizzarla, ma oggi siamo molto orgogliosi perché questa è una cosa che aiuta soprattutto i beneficiari, ma soprattutto i cittadini alla fine, oltre che gli utenti. Certo. Vorrei ricordare anche un lavoro prezioso, importante, che abbiamo cominciato a sviluppare, che è quello sull'invecchiamento attivo, assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia. È un lavoro che abbiamo sviluppato anche con le organizzazioni sindacali nella rete Happy Aging, Alleanza per l'invecchiamento attivo, e con la campagna Ricordati di stare bene, che può sembrare una cosa banale, ma sapete quante persone ormai sono diventate anziane in questi ultimi decenni e quanta fatica fanno a volte a mantenere ordine rispetto all'acquisizione dei farmaci. Sembra una cosa scontata, ma non lo è per niente. Quindi riuscire anche a sensibilizzare questa fascia di popolazione è una cosa molto importante. Non so se le immagini che voi riproponete adesso possono far vedere, ma ci sono una serie di appuntamenti che abbiamo sviluppato a Codroipo, che abbiamo sviluppato a San Giorgio di Nogaro, che abbiamo sviluppato a Udine, all'Università, abbiamo sviluppato a Roma con la Happy Aging, tutte iniziative rivolte a favorire la socializzazione e il movimento. E proprio perché parliamo di movimento mi soffermo velocemente su un progetto che è il progetto 10.000 passi. È un progetto che nasce per volontà della Regione nel 2018 con la fase 1, che è quella con cui ci consente, pubblicato il bando, di chiedere ai comuni se sono interessati a partecipare. E con 3 fasi successive siamo riusciti oggi a raggiungere una quota che è considerata un record a livello nazionale di 138 comuni per 129 percorsi. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni comuni si sono messi assieme e hanno sviluppato un percorso insieme. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? L'obiettivo è duplice. Quello di valorizzare i territori dei comuni, ma l'obiettivo principale per la salute è quello di aiutare le persone a camminare, a stare fuori, a uscire. E questa è una cosa che soprattutto dopo Covid ci ha colpito l'interesse, l'entusiasmo che ha suscitato. E aggiungo che una delle cose che noi segnaliamo è che mentre noi ci preoccupiamo di far camminare le persone anziane, oggi forse è più importante far camminare anche i ragazzi, che si muovono poco, salvo quelli che non fanno attività fisica. C'è un problema anche di obesità e quindi anche iniziative che possono favorire il movimento nelle fasce di popolazione molto giovane è una cosa molto importante. Giusto per dare dei numeri che so che piacciono sempre a chi ci ascolta e ci vede, questo progetto, che si conclude teoricamente alla fine di giugno di quest'anno e poi entro luglio rendiconteremo alla Regione il progetto finale, ha raggiunto l'88% della popolazione regionale, il 64% dei comuni della Regione, ha raggiunto l'88% della popolazione sotto i 15 anni e l'86% della popolazione sopra i 65 anni. Inoltre, alcuni numeri che possono interessare: abbiamo aiutato i comuni a realizzare 880 km di percorsi, che significa che se mettiamo vicino tutti i percorsi di tutti i comuni insieme fanno una rete di 880 km, che è una rete che ci porterebbe praticamente più giù di Roma praticamente. Sì. I numeri dei comuni ve l'ho già detti, i numeri dei percorsi anche. Di 71 sono in pianura, 14 sono in riviera, 31 in collina, 22 in montagna.
abbiamo ancora spazio per recuperare almeno una ventina, trentina di comuni che secondo me, se la Regione autorizzasse un prossimo bando, siamo in grado di poter, come dire, accogliere in questa organizzazione. Questa organizzazione ha avuto due meriti: il merito di creare questa rete e anche il merito di inserire in questo percorso anche l'interesse turistico che Promoturismo ha sviluppato. E l'altra cosa è l'Università degli Studi di Udine, che è il nostro partner, ha seguito il progetto e ha capito che questa iniziativa, attraverso per esempio la Facoltà di Scienze Motorie, è un'iniziativa che aiuta molto non solo i ragazzi ma anche gli anziani a eliminare o a contenere alcuni disagi tipici dell'invecchiamento. Quindi è una cosa molto, diciamo, anche provata dal punto di vista scientifico. Concludo sostanzialmente, passando poi la parola ovviamente per quanto mi riguarda a Daniela e alla SPCGIL, dicendo che tra le tante cose di cui andiamo molto orgogliosi è il protocollo appena sottoscritto con SPCGIL, con la CISL e con la UIL, pensionati, che fa riprendere un po' il percorso della collaborazione, della sinergia che in qualche maniera si era fermato una decina di anni fa, su presupposti molto più, secondo me, attuabili e nei quali evidentemente la funzione del mondo sindacale e la funzione del sistema dei comuni e anche delle reti e delle strutture pubbliche e associate possono diventare un alleato ottimo per sviluppare queste cose. Quindi noi ringraziamo sia voi che ci avete accolto, ma soprattutto la SPI e le altre organizzazioni sindacali per questa occasione che abbiamo di crescere assieme, di camminare assieme. Quindi per anche messaggio da casa c'è questa pubblicazione che tra l'altro abbiamo già visto, molto bella, completa e anche molto turistica, dobbiamo dirlo, perché unisce questo fatto della salute, della sanità, del mantenersi attivi con le bellezze del territorio. Dove ovviamente tutti possono averla, certo, comprarla e partecipare attivamente. Ma non devono neanche comprarla, perché siccome è stata realizzata con l'aiuto della Regione, certo, i comuni ne riceveranno un certo numero di copie e gli uffici turistici della Regione, quindi di Promoturismo, hanno a disposizione le copie già in queste settimane. Assolutamente. Comunque questa è la terza edizione, perché a mano che andavamo avanti facevamo la pubblicazione. Questa è l'ultima e siamo molto orgogliosi. L'abbiamo anche consegnata a livello nazionale, sia a Happy Aging, invecchiamento attivo, sia ad ANCI, sia a Federsanità, e ci hanno ringraziato perché questo è un format che piace molto e che ancora una volta dimostra che in questa piccola regione parliamo, ma prima di parlare facciamo, che è una cosa importante. Infatti, assolutamente, quindi, e tra l'altro in espansione con l'idea di attrarre ancora altri comuni, quindi ce ne saranno anche di nuove evoluzioni. Daniela, eccoci sì. Qua, siamo... Questa sinergia che, come diceva insomma, il nostro ospite, si amplia, si rafforza e continua. Adesso passiamo a te. Sì, noi ci teniamo molto a valorizzare questi aspetti. Premetto che gli incontri con Federsanità e poi anche la stipula di questo protocollo, che insomma vedremo nel suo contenuto, è stata fatta assieme a FNP, CISL e a WILP, cioè CISL e WIL dei pensionati, quindi è stato un accordo unitario e anche sentito come tale, perché gli anziani sono tutti uguali, no? Chiaramente. Io ripeto poi sempre alcuni dati, giusto per fare il punto, sono dati che chi ci ascolta ha già sentito diverse volte. Noi abbiamo in questa regione 319.000 persone che hanno più di 65 anni, quindi una popolazione insomma piuttosto rilevante, e purtroppo di questi 38.000 sono persone non autosufficienti, quindi persone che hanno bisogno di interventi e di progetti più mirati anche rispetto alla popolazione generale, rispetto al 65enne che sta bene e che può anche orientare la propria vita secondo i propri gusti e non necessariamente solo secondo i propri bisogni. Tra l'altro abbiamo una caratteristica particolare che ci tengo a sottolineare, che è il fatto che nella nostra regione le persone più anziane, quelle che hanno più di 75 anni, sono soprattutto donne. Noi abbiamo nella fascia che va dai 75 anni in su 105.400 donne anziane
più di 75 anni e 72.000 uomini, quindi molte più donne che uomini. E l'aspettativa di vita alla nascita per le donne è di 86 anni, mentre per gli uomini è di quasi 82. Quindi le donne vivono più a lungo degli uomini, devono gestire meglio la propria vecchiaia, ma spesso hanno una qualità della vita inferiore. Questo è dovuto a tutta una serie di percorsi di vita e anche di questioni che insomma ci porterebbero lontano come ragionamenti, però parliamo sempre del cosiddetto paradosso donna, cioè si vive di più ma ci sono più malattie croniche, ci sono più disabilità, problemi di mobilità, demenze, osteoporosi, insomma tutte le malattie che conosciamo. Quindi un occhio di riguardo per le donne sicuramente in questa regione è bene tenerlo. Rispetto invece al protocollo quindi, che abbiamo sottoscritto tra Federsanità e organizzazioni sindacali, il punto di partenza è stato quello proprio di costruire un'alleanza per la salute di comunità, perché riteniamo tutti assieme che la longevità sia una conquista sociale, quindi diventare vecchi è positivo. Vivere più a lungo però significa dover investire in prevenzione per raggiungere poi quell'autonomia e favorire quella partecipazione che sono necessarie per vivere bene. Quindi la salute è sicuramente una responsabilità condivisa, non attiene alla responsabilità solamente dei servizi sanitari, ma è una responsabilità che è condivisa fra istituzioni, servizi e tutti i cittadini. In Friuli Venezia Giulia abbiamo una trasformazione strutturale, come dai dati che ho detto poco fa, rispetto alla demografia, rispetto all'andamento dell'invecchiamento della popolazione. Allora, quando c'è in campo una trasformazione strutturale, quindi non qualcosa che capita perché non si aspettava, ma perché andrà così e andrà sempre più così, bisogna cominciare a realizzare e a pensare a nuove politiche pubbliche, perché la popolazione di riferimento è diversa e ha bisogni diversi. E dalla salute individuale, che è quella di cui ognuno di noi si cura e anche i servizi si curano, bisogna anche passare a una cultura della salute di comunità. Salute di comunità che vuol dire fare prevenzione, vuol dire fare in modo che le persone trovino una prossimità dei servizi, quindi che i servizi siano vicini in termini di raggiungimento, possibilità di raggiungimento dei servizi, ma anche che siano vicini nel senso che siano servizi che conoscono la situazione delle diverse comunità, quindi prossimi in senso molto lato. E questo perché deve essere favorita la partecipazione delle persone per creare anche un'integrazione non solo culturale ma poi anche di azioni. Invecchiare nel benessere e in salute è una questione che si costruisce nei servizi sanitari e sociali, quindi nelle case della comunità che presto saranno a disposizione, speriamo insomma in tempi rapidi, dei cittadini, nei comuni, nelle aziende di servizi alle persone, come ha detto prima il dottor Napoli, nelle associazioni e anche in tutte le relazioni sociali. Il protocollo che è stato firmato a Udine il 15 di aprile ha obiettivi che possono sembrare obiettivi molto generali e di fatto lo sono, perché devono esserlo, in quanto devono anche poi lasciare un campo libero di progettazione che si possa sviluppare nel corso del tempo e nei prossimi anni. Uno dei primi obiettivi è quello di creare una banca dati regionale delle buone pratiche, cioè andare a vedere dove sono stati sviluppati progetti che hanno avuto un'efficacia e che sono stati anche graditi dalla popolazione con dei risultati anche valutati su base scientifica, in modo tale che poi le buone pratiche possano essere copiate, perché non serve a nulla avere grandi competenze, grandi patrimoni anche culturali se poi questi non vengono condivisi e non vengono replicati. Quindi il primo obiettivo è sicuramente questo. Poi abbiamo ritenuto che fosse un'azione utile pensare di predisporre un vademecum in Friuli Venezia Giulia per tutti quei soggetti non solo istituzionali, pubblici, ma anche associativi, anche del terzo settore, rispetto a come si fa
a creare un progetto assieme agli altri, cioè quali sono le reti che si possono coinvolgere e anche proprio come si fa da un punto di vista tecnico, ad esempio ad accedere ai bandi, che non è una cosa semplicissima, visto che senza soldi si fa molto poco e però ci sono anche molte risorse a disposizione che molti soggetti non sanno come approcciare e quindi anche questo sarebbe un buon obiettivo. Poi abbiamo tutto l'obiettivo che riguarda invece il campo della prevenzione e della promozione della salute in termini proprio di progettazione reale. Ovviamente in maniera progressiva, no? Cioè si comincia con poco e poi si cerca di migliorare, anche se non è che cominciamo con poco, perché noi non cominciamo da zero, perché come ha detto il dottor Napoli, in questa regione tutte le politiche sull'invecchiamento attivo rispetto ad altre regioni d'Italia, ad altri territori, sono molto sviluppate, sono molto avanzate, quindi noi parliamo in termini di miglioramento, non di partenza, oggi rispetto a qualche cosa che non c'è. Nella banca dati regionale delle buone pratiche si potrebbero raccogliere molte esperienze innovative che sono fatte sui territori, anche piccole, condividerle appunto tra territori diversi, renderle replicabili e poi favorire tutto ciò che ha funzionato in termini di replicazione nei diversi territori. L'invecchiamento attivo è un campo molto ampio di azioni che si possono fare. Forse non è neanche bello definirlo invecchiamento attivo, noi preferiamo parlare di stare bene in un percorso di longevità, cioè vivere a lungo, vivere bene e coniugare, dove è possibile, quello che fa bene con quello che piace. Quindi trovare anche le risorse e i progetti che più si adattano a una popolazione che sì, ha voglia di fare delle cose per star bene, ma ha voglia di farlo anche impiegando in maniera positiva il proprio tempo libero, visto che gli anziani di tempo libero ne hanno più dei giovani che invece devono ovviamente lavorare. Quindi tutto quello che riguarda lo stare in salute, ma mantenere in salute anche e soprattutto la mente, quindi invecchiare bene anche da un punto di vista cognitivo, per poi avere migliori relazioni, poter partecipare a situazioni sociali di interesse, poter stare a casa propria anche in autonomia e in sicurezza, quindi sapendo come gestire le diverse situazioni e coltivare le proprie passioni in un ambiente e in una comunità che siano anche adattati e a misura delle persone anziane, sono tutto obiettivi che ci poniamo tutti assieme e che speriamo che questa collaborazione che abbiamo sottoscritto possa aiutare a portare avanti. Il protocollo quindi potrebbe diventare azione da subito, potremmo creare dei gruppi di analisi, dei gruppi permanenti di monitoraggio, poi ovviamente procedere anche con le valutazioni del caso e condividere soprattutto i risultati, che è una questione molto, molto rilevante. Questo per avere un nuovo patto per la longevità, come lo vogliamo chiamare, cioè la longevità vista come conquista sociale e non come problema, la prevenzione come investimento e non come costo, e la partecipazione come chiave per costruire comunità più forti e partecipate, cioè dove nessuno resti indietro, tutti possano partecipare e tutti possano anche acquisire quella autonomia che li renda poi anche responsabili di quello che ognuno di noi è disposto a fare per la comunità in cui vive. Assolutamente. È una sinergia molto, molto importante. Volevo approfondire insomma due punti che mi erano sembrati molto interessanti. Chiedevo al dottor Napoli sul coinvolgimento, no? Anche lei ha parlato del coinvolgimento di Federpharma, mi pare di aver capito una cosa, diciamo, specifica della regione che magari in altre parti d'Italia non si fa. Quanto è importante anche come presidio la farmacia per combattere magari un po' di solitudine, un po' di marginalità? Guardi, è talmente importante che quando l'abbiamo fatto nel 2007, quindi parlo ormai di 19 anni fa, è stato, come dire, faticoso anche, come dire, condividerlo, perché l'idea era sempre quella che le farmacie sono presidi ma privati. Noi abbiamo, già quella volta abbiamo
immaginato che le strutture sicuramente hanno una gestione privata, salvo quelle comunali pubbliche, certo, ma le finalità non possono che essere pubbliche anche quelle, perché alla fine comunque salvaguardano o comunque sono un'attività di presidio territoriale che mai come in questo periodo, e dopo Covid l'abbiamo sperimentato tutti, sono il punto più vicino e più facilmente reperibile nelle comunità piccole, medie e grandi. In più devo dire, per onestà intellettuale, che in questi ormai 19 anni di adesione a Federsanità, Federfarma ha sempre avuto uno spirito collaborativo, soprattutto cercando di capire quali sono le esigenze e i temi principali. E per noi il tema principale è la prevenzione e soprattutto l'integrazione dei servizi e la territorialità. Ne parlava prima giustamente la segretaria della SPCGL, diceva una cosa giusta: dobbiamo avvicinare le prestazioni al cittadino, non concentrarle, rendiamo la vita più difficile al cittadino, dobbiamo cercare di rendere alcune prestazioni, quelle possibili, il più possibile vicino ai cittadini. Se riusciamo a fare questo, evidentemente la presenza di Federfarma, ma io spero presto il funzionamento più ottimale delle case delle comunità, certo, la riorganizzazione della rete ospedaliera, che comunque è un obiettivo che prima o poi la Regione dovrà concretizzare e metterlo a terra, sono tutti obiettivi strategici, e ricordiamo ai nostri telespettatori che le risorse che la Regione destina al sistema pubblico della salute, alla salute in generale, sono risorse ragguardevoli. Parliamo di cifre assolutamente importanti, e quindi c'è un'attenzione non solo per come li spendiamo, ma anche perché è difficile, se non concentriamo bene le risorse, è difficile dare risposte ai cittadini. Quindi il tema è spenderli sì, ma appropriatezza nella spesa, questa è una cosa fondamentale. E a Daniela Bais chiedo, in questa sinergia con la firma del protocollo, bisogna trovare la forza. Mi piaceva anche il ragionamento di non parlarne come invecchiamento attivo, ma di questo stare bene nella longevità, visto che i numeri sono quelli che sono, lei li cita spesso e sono ovviamente importanti, sono numeri che continueranno ad aumentare, quindi ecco, consolidare questi servizi in un futuro sarà una necessità primaria proprio. Quindi ecco, come Sì, bisogna pensare a quali bisogni e a quali risposte intendiamo dare tra 20 anni, non oggi. Perché se noi pensiamo per oggi, siamo con lo sguardo rivolto al passato. Noi dobbiamo pensare al domani. Dobbiamo pensare a che tipo di bisogni avrà la popolazione di questa regione, dei diversi centri urbani e paesi che abbiamo in questo territorio, tra 20 anni. Che fine faranno quelli che oggi sono giovani? Che tipo di servizi troveranno? Che tipo di pensioni avranno? Quindi che tipo di reddito avranno a disposizione? E quindi bisogna avere una lungimiranza politica, che poi è quello che la politica deve fare, perché di questo si occupa, e quindi andare a capire come, ad esempio, tra una città e un'altra di questa stessa regione, anche come tra un territorio e l'altro. Noi faremo a breve un bel convegno come SPCGL, dove presenteremo i risultati di una ricerca che è stata fatta in occasione di una tesi di laurea, poi probabilmente ne parleremo, certo, anche forse in questa trasmissione, che va ad analizzare i diversi contesti territoriali e regionali. I bisogni che ha Trieste non sono gli stessi bisogni che ha Tolmezzo o che hanno i piccoli centri. A Trieste uno va in ospedale in 10 minuti. Non è così in zone montane, zone isolate, zone interne, dove invece i servizi di prossimità diventano fondamentali, perché altrimenti le persone non hanno nulla a loro disposizione. Quindi avere questo tipo di sensibilità e soprattutto confrontarsi con le comunità di riferimento per assumere informazioni e per dare informazioni, quindi perché ci sia uno scambio reciproco che porti tutti a un miglioramento generale anche della programmazione sanitaria e sociale di questo territorio. E quindi questa è una sinergia che guarda al futuro. Ma decisamente sì. L'obiettivo è sempre quello. Se posso semplicemente aggiungere una considerazione. Guardate che il tema, lo spiegava bene Daniela, il tema non è concentrarsi sull'oggi, è proprio immaginare cosa sarà
il futuro di questo sistema, anche perché smuovere i cambiamenti nel sistema della salute sono cambiamenti difficili, complicati e lenti. Se uno vuole fare le cose immediatamente, difficilmente ce la può fare. E anche nella lentezza bisogna avere un'altra prerogativa, possibilmente condividerli, perché i percorsi più difficili o li condividi prima o rischi che sono destinati a non realizzarsi perché non trovi la collaborazione. Certo. E qui il messaggio che lo dava la Daniela e lo do anch'io al sistema della politica in generale. Ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare in questi 30 anni, perché 30 anni che facciamo questa cosa, con assessori, con giunte regionali di qualsiasi colore politico. A tutti noi diciamo sempre la stessa cosa. Noi siamo qui come organizzazione associativa per lavorare col sistema della salute. Voi siete i rappresentanti istituzionali, ne avete il titolo, potete farlo, ma attenzione che non basta avere il titolo, quello che è fondamentale è trovare poi il gioco di squadra. Bisogna condividere e soprattutto valorizzare ciò che c'è già, perché a volte è più faticoso inventarsi cose nuove piuttosto che valorizzare le cose che ci sono già. Ed è un bel messaggio con cui tra l'altro possiamo chiudere il nostro appuntamento insieme. Io ringrazio e saluto ancora Daniela Bais, ci rivedremo presto su questi schermi, grazie. Un saluto a tutte e tutti. E ringrazio il dottor Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie a voi che ci avete seguito, vi invito sempre a restare qui con noi su TV12 e appuntamento alla prossima puntata.